Vertice di maggioranza dei partiti che sostengono Schifani andare avanti fino al termine della legislatura. Nota critica del parlamentare del PD Catanzaro sull'abolizione del voto segreto all'ARS, esposto del senatore Farone alle Corte dei Conti sul dirigente della sanità Iacolino. Diramata allerta meteo gialla per la giornata di oggi, l'appello alla prudenza dei sindaci Micciche e Palumbo. La consigliere comunale della DC Zicari chiede al sindaco che fine hanno fatto i 100 milioni del FESR 21-27 annunciati nel 2022. Appello all'unità in vista delle prossime elezioni per salvare Agrigento. I sindacati in corteo a Palermo chiedono maggiore sicurezza in seguito all'omicidio del giovane Paolo Taormina. Schifani chiede un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi per avere maggiori controlli in città. Sforzi imponenti per le ricerche di Marianna Bello, ma ancora il corpo non si trova. La Guardia Costiera delicata invia servizi di garanzia a persone coinvolte in illeciti ambientali, raccoglievano e smaltivano rifiuti illegalmente. Alberi tagliati a Burgio e Caltabellotta, indagano i carabinieri. Inizieranno prossimamente i lavori per l'impianto di illuminazione allo stadio Esseneto, panoramica sportiva sui campionati di prima e di seconda categoria. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi martedì 14 ottobre, vertice di maggioranza dei partiti che sostengono Schifani andare avanti fino al termine della legislatura. Il servizio. Si è tenuto a Palazzo d'Orleans, su invito del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, un vertice di maggioranza che ha riunito le forze del centrodestra che sostengono il governo regionale. L'incontro è durato più di 3 ore, hanno partecipato oltre al Presidente Schifani i vertici regionali e i capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana di Forza Italia, Stefano Pellegrino e Marcello Caruso, di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella e Giorgio Assenza, per la Lega Nino Germanà e Luca San Martino, per la Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e Carmelo Pace, Movimento per l'Autonomia MPA, Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro, per Noi Moderati Saverio Romano, Massimo Dell'Utri e Marianna Caronia. Da parte delle forze politiche presenti è stata espressa piena consapevolezza dei risultati conseguiti dal governo regionale nei primi 3 anni di mandato, dall'aumento delle entrate tributarie all'azzeramento del disavanzo, dalla crescita del PIL all'incremento dell'occupazione, dal miglioramento del rating da parte delle agenzie internazionali all'avvio dell'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori. Pertanto è stata manifestata la forte determinazione di proseguire in questo percorso fino alla scadenza naturale della legislatura. Durante il vertice, sottolinea la nota stampa, sono stati affrontati i temi che hanno recentemente determinato criticità nei lavori dell'Aula. In questo contesto è stato espresso apprezzamento nei confronti del Presidente dell'Assemblea regionale Calvagno per la gestione dei lavori all'ARS, che ha consentito l'approvazione delle ultime 2 manovre finanziarie in tempi previsti. È stata inoltre decisa la costituzione di un tavolo tecnico-politico permanente che avvierà sin da subito un confronto su temi rimasti in sospeso come la recente variazione di bilancio in vista della prossima legge di stabilità. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche economiche e sostegno alle famiglie e delle imprese, alla riduzione del costo del lavoro, alle misure volte a favorire la crescita del reddito pro capite dello sviluppo produttivo della nostra isola. Il vertice ha registrato inoltre l'unanimità dei partecipanti sulla volontà di procedere all'abolizione del voto segreto all'interno dell'ARS. È stata infine avviata una riflessione condivisa sulla possibile modifica della legge elettorale regionale attualmente in vigore. Il tavolo politico, conclude la nota, si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per affrontare in un clima di coesione e spirito unitario i temi legati alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera e per proseguire il confronto sulle principali sfide politiche e programmatiche della coalizione di centro-destra.
E il capogruppo del PD all'ARS, onorevole Catanzaro, interviene sulla proposta di abolizione del voto segreto all'ARS. Intanto il senatore Faraone di Italia Viva presenta un esposto denuncia alla Corte dei Conti sulla nomina di Salvatore Iacolino a dirigente generale della Sanità, il servizio. Il capogruppo del PD all'ARS, onorevole Catanzaro, interviene oggi sulla proposta di abolizione del voto segreto all'ARS. Il centrodestra avrebbe ritrovato unità attorno ad alcuni punti, tra i quali l'abolizione del voto segreto e, stando alle indiscrezioni di stampa, la rimozione di Salvatore Iacolino dall'incarico ai vertici dell'assessorato alla salute che gli era stato assegnato pochi giorni fa. Vedremo quanto durerà questa intesa. Quel che è certo è che se il presidente Schifani intende abolire il voto segreto, lo aspettiamo a Sala d'Ercole, lo diciamo fin d'ora, chiederemo che su questa proposta l'Aula si esprima con voto segreto. Quanto affermato da Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'ARS. Per quel che riguarda la possibile rimozione di Iacolino, aggiunge Catanzaro, avevamo detto fin dal primo momento che la sua nomina era inopportuna, anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, ma è evidente che una sua eventuale rimozione sarebbe dettata solo da equilibri politici e interessi tutti interni al centrodestra. Insomma, ancora una volta, invece di pensare a come garantire il diritto alla salute e a tutti i siciliani, per il presidente Schifani la sanità è solo merce di scambio nei suoi giochi di potere. E sulla nomina di Salvatore Iacolino interviene oggi il senatore Davide Faraone di Italia Viva, annunciando: ho depositato un esposto denuncia all'ANAC e alla Procura regionale della Corte dei Conti per la regione siciliana sulla nomina di Salvatore Iacolino a dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla salute. La nomina di Iacolino, continua Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, è in palese contrasto con le norme. La procedura seguita appare un artificio per giustificare una scelta già presa. Gli episodi che abbiano documentato, dalla presunta alterazione dei conti pubblici alla gestione dei bandi e contenziosi, disegnano un quadro preoccupante che merita di essere approfondito dalle autorità competenti per tutelare le finanze pubbliche e il diritto alla salute dei siciliani. Il diritto alla salute, afferma Faraone, è un pilastro della nostra società e il silenzio di fronte a comportamenti potenzialmente illeciti alimenta l'impunità, indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È mio dovere di parlamentare far luce su atti che ritengo si ripercuotano negativamente sulla sanità siciliana, conclude Faraone. E il sindaco di Agrigento Miccichè avvisa la cittadinanza che la protezione civile ha diramato un avviso per il rischio meteo idrogeologico allerta gialla con condizioni meteo avverse con validità fino alle 24 ore di oggi. Pertanto si raccomanda la massima prudenza e l'appello a non uscire da casa se non per esigenze strettamente urgenti. Anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, interviene sull'allerta meteo ricordando che solo in presenza di un'allerta arancione è possibile adottare ordinanze autonome come la chiusura delle scuole, specificando che oltre a ciò le competenze comunali risultano limitate. Alla luce di questa condizione di incertezza, il primo cittadino Antonio Palumbo invita pertanto la popolazione alla massima cautela. In caso di piogge intense, i cittadini sono esortati a evitare le aree aperte e le zone notoriamente soggette ad allagamento, oltre a ridurre al minimo gli spostamenti in presenza di temporali particolarmente violenti. Dinanzi alla imprevedibilità del meteo non possiamo che agire con prudenza, ha concluso il sindaco, ribadendo l'importanza di un comportamento responsabile da parte di tutta la comunità. La consigliera comunale di Agrigento, Roberta Zicari, della DC, chiede che fine hanno fatto i 100 milioni di euro annunciati nel 2022 delle risorse FESR 21-27 nel corso di una riunione con il Formaz. La richiesta ovviamente viene fatta al sindaco di Agrigento Miccichè. La Zicari inoltre lancia un appello alle forze politiche: fermiamoci tutti, basta divisioni, troviamo una sintesi e proviamo a salvare Agrigento, il nostro servizio.
La consigliera comunale di Agrigento, Roberta Zicari, della Democrazia Cristiana, chiede al sindaco che fine hanno fatto i 100 milioni. Allorquando correva l'anno 2022, il sindaco di Agrigento Miccichè, dopo una riunione con il Formez, annunciava trionfalmente agli 11 comuni facenti parte del FUA, area urbana funzionale, di riuscire a spendere entro il 31 dicembre 2029 100 milioni di euro nel rispetto del documento strategico per la programmazione regionale FESR 21-27. Ebbene, continua la Zicari, con altra probabilità abbiamo perso questo finanziamento perché i sindaci non hanno mai presentato alcuna strategia. Come cittadina e consigliere comunale stanno rubando il futuro di questo territorio, un furto che non può essere più sottaciuto. Con 50 milioni di euro quante strade si potranno sistemare? È ammissibile che in 3 anni il comune di Agrigento non sia stato in grado di redigere questo progetto? Cosa ha da dire il sindaco Miccichè in merito? Come pensa di salvare il finanziamento? Perché lo vedo incatenato sotto la presidenza della regione a chiedere veni e a cercare soluzioni? Questo mio è uno sfogo personale, in primavera andremo al voto, continua la Zicari, perché il presidente Schifani non tiene un vertice di maggioranza sul caso Agrigento, per una volta obbliga la politica a fare pace e scegliere un'amministrazione che faccia il bene della città. Agrigento in questi 5 anni è stata derisa, umiliata, abbandonata dagli arresti all'assenza di programmazione, dal rischio di fallimento per l'appalto sulle reti, alle buche per le strade, senza parlare di capitale della cultura che si sta vivendo come un vero flop. Agrigento ha bisogno di tutti, ha bisogno della buona politica che faccia squadra e si impegni combatta per risollevare questo territorio, tutti sotto la stessa bandiera Agrigento. Lo dico a ragion veduta, continua Roberta Zicari della DC, non c'è più tempo, altri 5 anni come questi avremo un tasso di emigrazione giovanile più alto della Sicilia. Fermiamoci tutti, basta divisioni, troviamo una sintesi e proviamo a salvare la nostra città. Maggiore sicurezza in città, il corteo dei sindacati a Palermo in seguito all'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo dopo aver tentato di sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Palermo è qui! I palermitani non si arrendono! Ieri sera sono stati i sindacati a scendere in piazza per chiedere maggiore sicurezza a Palermo in seguito al tragico omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso in piazza Spinuzza con un colpo di pistola mentre cercava di sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. Un corteo di alcune migliaia di persone ha preso forma a Piazza Verdi per concludersi davanti alla sede della prefettura. Il prefetto però incontrerà i rappresentanti delle sigle sindacali oggi pomeriggio. Quali sono queste promesse mancate? Lo Stato dov'è? Già 5 mesi fa ci hanno sparato a casa, a Monreale, io ero lì quella sera. Lo Stato non c'è. L'altro ieri sera è morto un ragazzo qua dietro. Lo Stato ancora non si è fatto vedere. Aspettiamo ancora loro. È una situazione drammatica, Palermo è una città ferita e ha bisogno di essere curata. Adesso è il momento di avere responsabilità, di fare un'azione di responsabilità che sia una responsabilità di tutti, una responsabilità politica, una responsabilità istituzionale, una responsabilità dei cittadini, una responsabilità degli educatori, perché Palermo ha bisogno di essere curata. Non è più possibile che i ragazzi escano da casa per andarsi a divertire e non tornino più a casa, non è più possibile avere paura, non è più possibile che la notte sia sinonimo di paura, la notte deve essere sinonimo di vita, sinonimo di divertimento e i ragazzi devono avere questa aggregazione importante che possa far sì che crescano in un ambiente sano, sereno e sicuro. La situazione è fuori controllo, ma si può ancora recuperare, quindi occorre che ciascuno, per la responsabilità che ha, faccia la propria parte, le istituzioni, le associazioni, la società civile, ogni singolo cittadino. Naturalmente le istituzioni hanno una responsabilità più alta, il governo della città, ma anche chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico. Occorre un intervento mirato per far fronte naturalmente alla richiesta di sicurezza che
arriva dai cittadini, ma occorre anche mettere in piedi tutti quegli strumenti che possono in qualche modo dare una risposta al disagio, alle fragilità sociali che ci sono nei nostri quartieri. Bisogna trovare in questo senso le alleanze nella società, tra i giovani, nella scuola, nei quartieri. Occorre cambiare un racconto che sembra già scritto da altri, quindi Palermo può ancora rinascere. Palermo non è una città sicura, lo dimostrano gli avvenimenti, gli episodi successi, le morti di giovani ragazzi, come dire, che hanno perso la vita in circostanze assai discutibili per difendere, come dire, un loro coetaneo. Palermo ha bisogno di un presidio di forze dell'ordine maggiore, Palermo ha bisogno, come dire, di un'implementazione di quelli che sono gli organici delle forze di polizia, di tutto ciò che riguarda il controllo del territorio, perché non ci possiamo permettere di lasciare nelle mani di 4 balordi intere porzioni della città. La città merita essere governata e messa in sicurezza, ma non basta la sicurezza per garantire serenità ai cittadini. Qua occorre fortemente rilanciare un piano di inclusione delle periferie, a cominciare dall'abbattimento sicuramente dell'abbandono scolastico e un maggiore inserimento nel mercato del lavoro. E in merito a quanto accaduto a Palermo sentiamo una riflessione dell'attore Sasà Salvaggio, che attualmente si trova in tournée a New York. È difficile dover commentare sto cacchio di notizie schifose di prima mattina. Guardate, io che ho sempre la Sicilia e Palermo nel cuore, sentire una notizia del genere. Dice Sasà, ma tu fai il comico, devi fare ridere, io faccio questo. E anche stamattina stavo pubblicando un post, va bene, abbiamo visto la notizia, il cuore, guarda, ne diventò tanto. Ma come si fa? Dio santo. Io non lo so, dica, ma che cosa avete in testa? A voi sembra che guardare ste fiction sulla mafia, vi pare che la vita reale è un'altra. Invece di pensare a ammazzare le persone, a sciarriarvi in mezzo alla strada, pensate a portare avanti la vostra famiglia, il vostro futuro, pensate a portare avanti l'immagine di questa terra, perché quando succede una cosa del genere, alla fine ci andiamo tutti di mezzo. Io sono qua a New York, la prima cosa che mi dicono, via a Palermo, così mi ammazzo la vita per reclamizzare una bella Palermo, che Palermo è bella, perché sono poche mele marce, però queste poche mele marce si devono emarginare, bisogna insegnare alle nuove generazioni che non bisogna camminare con una pistola, bisogna camminare più con un libro. Via che malainnata, guarda, veramente. Però noi andiamo avanti, però non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo andare avanti, lottare, insistere sulla cultura e far capire a queste nuove generazioni che la vita è diversa da quella delle fiction. Ora noi stamattina abbiamo una bella manifestazione qua a Garfield, proporremo la bellezza e l'orgoglio siciliano e io continuerò a fare questo. Oggi devo dirvi la verità, un po' con il cuore proprio con una pugnalata, perché credetemi, svegliarsi una mattina a Palermo, a New York e in tutte le parti del mondo e vedere una notizia del genere. E durante il vertice di maggioranza il presidente Renato Schifani ha aperto i lavori con una sentita riflessione sul recente episodio di violenza avvenuto proprio a Palermo, annunciando di avere già richiesto e ottenuto un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al quale parteciperà anche il sindaco della città Roberto Lagalla. L'obiettivo, afferma Schifani, è sollecitare interventi incisivi e avviare una collaborazione istituzionale efficace per fornire risposte urgenti e strutturali volte a contrastare il degrado delle periferie e a rafforzare la coesione sociale. Con la veglia missionaria diocesana che si è svolta domenica 12 ottobre nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, la chiesa di Acireale ha aperto l'Ottobre Missionario 2025, un tempo di preghiera e di testimonianza che culminerà con la giornata mondiale missionaria del 19 ottobre. La celebrazione, presieduta dal vescovo Monsignor Raspanti, ha visto la partecipazione di fedeli religiosi, giovani e delegati delle comunità parrocchiali che si sono riunite per rinnovare l'impegno missionario e riflettere sul tema proposto, missionari di speranza tra la gente. Sentiamo lo stesso vescovo Raspanti. Il centro è il rinnegare se stessi, che ci porta ad una umiltà,
ad uno spirito di servizio, ad una libertà, per cui io tutto faccio e nello stesso tempo do, non è mio. Affido, non è mio. Questo è il tesoro della Chiesa, tutto quello che noi facciamo in Cristo, cioè nel crocifisso risorto. Ed è la croce che porta frutto, è la croce che annuncia. Passiamo alla cronaca. Nonostante gli sforzi e una macchina imponente per la ricerca, il corpo di Marianna Bello non si trova e sul fronte del meteo purtroppo non arrivano buoni segnali. Fino a giovedì sono attese nuove piogge e temporali su buona parte dell'Agrigentino, tant'è che per oggi è stata dichiarata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla. Le ricerche andranno comunque avanti e non verranno fermate. Per il 14° giorno consecutivo sono ripartite vigili del fuoco, personale della Protezione Civile, associazioni varie, polizie e carabinieri sono a battere palmo a palmo il vallone, sia la parte che conduce al depuratore di Contrada Esachimendo, sia il percorso di Contrada Crocca verso il fiume Naro. Coinvolti nelle perlustrazioni anche 2 cani molecolari dei Carabinieri di Firenze addestrati per la ricerca dei cadaveri. L'unità cilofila altamente specializzata resterà a Favara fino al prossimo venerdì. Ha somministrato alcolici a minorenni di un'età inferiore ai 16 anni. Il titolare di un locale della Movida delle parti della via Atenea è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16. Lo hanno fatto i poliziotti della Questura di Agrigento, impegnati sabato notte negli ordinari servizi di ordine pubblico per garantire una movida sicura. Gli agenti hanno accertato che i ragazzi avevano 15 anni e il titolare dell'attività lavorativa gli aveva venduto le bevande senza fare i prescritti controlli sui documenti personali. Il personale del nucleo polizia giudiziaria della Guardia Costiera di Licata, a conclusione di un'attività di indagine con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, ha notificato l'avviso di garanzia nei confronti di 6 soggetti che a vario titolo risultano coinvolti in attività illecite di natura ambientale perpetrate nel territorio licatese. Tra i reati contestati, quelli di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi e non combustione di rifiuti non pericolosi. Gli indagati avrebbero effettuato la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti senza esserne stati autorizzati, abbandonando poi gli stessi lungo la via Filippo Re Grillo in contrada Poggio Lemmo di Licata. In alcuni casi i rifiuti sono stati dati alle fiamme, provocando incendi che perduravano per ore. Le attività di indagine, che si sono protratti per vari mesi attraverso l'utilizzo di investigazioni di natura tecnica, hanno così consentito di ricostruire e cristallizzare le attività illecite di natura ambientale che hanno provocato una situazione di forte degrado. Durante le indagini sono stati documentati gli scarichi illeciti di rifiuti che avvenivano nella zona oggetto dell'indagine, nonché gli incendi dei rifiuti stessi, ma anche episodi di abbandono indiscriminato di animali. L'attività criminosa dei soggetti risultava tesa sicuramente ad assicurarsi profitti economici ingiusti a danno dell'ambiente che è stato deliberatamente degradato e maltrattato. Le devastazioni nelle campagne dell'Agrigentino si susseguono una dopo l'altra. L'ultimo raid in ordine di tempo è avvenuto in contrada Dragotto nelle campagne di Burgio. Preso di mira il fondo agricolo di proprietà di un pensionato di 75 anni del luogo, ignoti nottetempo si sono intrufolati nel suo terreno, danneggiando mediante il taglio delle chiome ben 11 alberi di ulivo. L'anziano, dopo l'amara scoperta, ha presentato la denuncia ai carabinieri della stazione cittadina e i militari
hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori e anche a Caltabellotte, incontrato a Piano Monaco, ben 150 alberi di arancio e 40 di pesco in piena produzione sono stati tagliati, bersaglio del raid. Un 47enne bracciante agricolo, su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione, stanno indagando i carabinieri ai quali l'uomo si è rivolto per la formalizzazione della denuncia. Non solo raid in vigneti e ulivi, adesso anche in terreni con alberi da frutto. È stato lo stesso bracciante a fare la scoperta delle piante rase al suolo. Da lì a poco, ancora scosso per l'accaduto, ha dato l'allarme. Hanno avviato le indagini. I militari dell'Arma, che riguardo al movente non escludono al momento alcune ipotesi. E l'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Palermo, ha incontrato in rappresentanza dei propri iscritti provenienti da tutta la Sicilia al Castello di Carini. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Volontari ospedalieri da tutta la Sicilia al Castello di Carini, un'iniziativa per mettere al centro le azioni che durante l'anno vengono sviluppate dall'associazione AVO in favore delle persone fragili. I volontari sono sempre più figure di riferimento per chi soffre a causa di malattie o solitudine, vero male dei nostri giorni, dove i ritmi frenetici della quotidianità lasciano indietro chi è costretto a rallentare. Oggi più che mai, in quest'era post-Covid, in quest'era difficilissima in cui i conflitti sono quotidiani oltre che fuori dai nostri confini, le persone hanno una grande necessità di essere accolte e ascoltate nei loro momenti di fragilità, che non sono solo i momenti in ospedale, ma possono essere i momenti della loro vita privata e quotidiana. Anziani sempre più soli, ragazzi sempre più soli, nonostante i mezzi di comunicazione. AVO in questo senso si pone come un'alternativa umanizzante, un momento di conforto, di ascolto, totalmente gratuito ma molto professionale. Se dovessimo parlare di numeri, quanti volontari sono impegnati in Sicilia? Allora, in Sicilia in questo momento siamo circa un po' meno di 1000 volontari, abbiamo aperte campagne di iscrizione in quasi tutte le AVO, sono 16 in questo momento le AVO in Sicilia, le ultime due nate Caltanissetta e Catania. Caltanissetta ha già iniziato il suo primo corso di formazione con tanti iscritti, Catania cerca nuovi iscritti, ma ripeto sono aperte le iscrizioni in tutte le AVO, quindi sempre più persone desiderano donarsi agli altri. E abbiamo anche tanti giovani che vogliono sperimentare un percorso di vita che sicuramente li cambierà e forse anche nelle loro scelte future lavorative. AVO Sicilia, come ogni anno, organizza l'assemblea generale per tutte le AVO territoriali della regione siciliana, che ad oggi sono 16 AVO, per fare il punto della situazione, per vedere come va l'andamento dell'attività di volontariato espressa da tutte le AVO siciliane nei vari ospedali, nelle RSA e nelle varie strutture che hanno bisogno del nostro servizio di volontariato, e quindi oggi abbiamo questo importante incontro che si terrà nel Castello di Carini in un contesto storico importante e monumentale, e ci auguriamo che questo sia sempre un nuovo impulso per la crescita del volontariato e del terzo settore in ambito ospedaliero. È un momento importante, un incontro importante e ho tre buoni motivi per essere qui oggi come presidente del CESVOP. Il primo perché l'AVO è un socio di rilievo, socio del CESVOP, poi perché c'è una stima con le persone, con i volontari dell'AVO, e terzo perché quest'anno Palermo è la capitale italiana del volontariato e quindi il logo della capitale del volontariato è anche su questa manifestazione. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo alle notizie che interessano lo sport. Prossimamente inizieranno i lavori dell'impianto di illuminazione allo stadio Essenetro di Agrigento. Facciamo anche una panoramica dei risultati di prima e seconda categoria, l'approfondimento del collega Carmelo Lentini.
Nel dopo partita di domenica scorsa, in occasione della terza vittoria di fila ottenuta dall'Acregas con il Noto, il presidente biancazzurro Salvatore Laporta ha dichiarato soddisfatto che la posa delle Torri Faro sarà presto una realtà, indicando come inizio dei lavori proprio questa settimana. Una bella notizia e dentro qualche giorno dunque la ditta aggiudicatrice dei lavori impianterà il cantiere per realizzare quanto contenuto nel progetto, un sogno che arriva dopo decenni di attesa e in un momento importante per la rinascita del calcio agrigentino. Ad avallare questa anticipazione l'ennesimo sopralluogo fatto lunedì scorso dal personale della ditta consorziata esecutrice Altea SRL di Favara, designata dal consorzio stabile Phoenix Scarl di Bologna, che si è aggiudicata i lavori per un importo con relativo ribasso del 16,228 ammontante a circa 652.726 euro e finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione. I lavori previsti prevedono un nuovo sistema di illuminazione a LED per un campo e tribune, tecnologia domotica per la gestione dei consumi, impianto fotovoltaico con accumulo, infine impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed efficientamento dell'irrigazione del terreno di gioco. Ma occupiamoci ancora di calcio e parliamo delle categorie minori. Nel torneo di prima categoria Girone B, l'Empedoclina perde il confronto sul campo del Prizzi per 1-0. Vince con il minimo scarto l'Alessandria della Rocca, che riesce a piegare con un po' di sofferenza il Villabate grazie ad un rigore trasformato al 60° dall'attaccante Agnello. Rotondo successo del Cenciana che piega 4-0 la resistenza dello Sporting Termini grazie alla tripletta di Alessandro Bunciovi e al gol di Angelo Gallo. In classifica generale le due capolista sono entrambe agrigentine. Stiamo parlando di Cenciana e di Alessandro Del Rocca. Nel campionato di seconda categoria Girone B concludiamo, il Bovo Marina Montallegro liquida la pratica Saraceno San Giovanni Bosco con un netto 4-0. C'è gloria anche per il River Platani che sul campo del Città di Giuliana ottiene un'affermazione per 3-4. Torna a vincere anche il Favara Calcio per 1-0 in casa con il Campo Felice di Roccella. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.